Dopo 2 anni in cui avete deciso di premiare dei giovani talenti nell'ambito dello spettacolo, della musica, quest'anno il riconoscimento va a degli infermieri e dei medici. Sì, io penso che proprio era il motivo giusto quest'anno di riprendere questo premio deciso all'ultimo momento, perché fino a un mese fa non si era ancora deciso nulla. Penso sia un ringraziamento a queste persone che hanno dato la sua faticosa e laboriosa attività a disposizione del Covid, e che sia un simbolo anche per tutti quanti gli altri, non solo per queste 3 brave ragazze. Decisamente prima linea, abbiamo lavorato moltissimo e soprattutto non solo a livello di reparto ma anche a livello di gestione ambulatoriale dei pazienti pauci sintomatici. È stata un'esperienza molto intensa e soprattutto per me, che sono insomma alle prime armi con l'infettivologia e con questo tipo di mestiere, insomma, molto intensa non solo dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista umano, appunto per la gestione dell'isolamento e della solitudine di questi pazienti. Di sicuro mi porterò a casa, insomma, una grossa esperienza lavorativa soprattutto e professionale. Inizialmente è stato un po' uno smarrimento, però è stato comunque sia mettermi anche in sfida contro i miei limiti professionali che personali, perché mi sono trovata a vivere proprio un'esperienza lontana da casa per la prima volta. Come casa avevo una stanza di un B&B e quindi non tornavo a casa e non avevo nessuno che mi dicesse andrà tutto bene, oppure i miei familiari che mi potessero abbracciare. Però dal punto di vista professionale è stato veramente difficile, perché, come avevo già detto, è mancata l'unità fondamentale, la cosa più importante per il paziente, che è avere qualcuno nel momento della sofferenza. È stata dura perché comunque ci siamo trovati proprio a dover rivedere tutta l'organizzazione, tutto quello che sapevamo su come lavorare, sul nostro lavoro e su come approcciarsi al paziente, anche banalmente doverci approcciare a un paziente vestiti, bardati da testa a piedi, non poter parlare a tu per tu, perché tante volte non ci si sentiva proprio a livello acustico oppure non so, potergli stringere una mano, fargli un sorriso è stata piuttosto dura. Il premio parte da Monfumo ma non finisce a Monfumo, è diretto a tutte le persone, a tutti i sanitari, tutte le OSS che hanno dedicato tempo oltre bene i loro orari di lavoro, hanno messo tutta la loro professionalità e di questo gli dobbiamo veramente essere grati, sì, assolutamente. Beh, sicuramente ancora una volta il Veneto ha dimostrato di essere efficiente, anche se essendo in prima linea la sanità veneta è davvero dimostrato un grosso davvero efficienza come non mai, e ha dimostrato davvero anni e anni di politica fatta bene. Credo che abbia dato una sicurezza, mai come in questo momento lo ha dimostrato. Oggi siamo qui per un premio dal sapore diverso, premiamo 3 professioniste, 3 donne che si sono distinte in questa dura lotta contro il Covid, e io sono sicuro che nei loro occhi in questi duri mesi sono viste, sicuramente si è vista paura, si è vista stanchezza e non ci sono sicuramente premi per poter risarcire quante difficoltà hanno dovuto sopportare, ma questo premio deve essere anche un punto fermo per ripartire e un monito anche per non disperdere quello che abbiamo imparato in questi mesi.